Le domande di moratorie sui prestiti sono cresciute a 260 miliardi. Lo rende noto l'Associazione Bancaria Italiana, spiegando che le domande hanno un grado di accoglimento molto ampio. Crescono anche le domande inviate dalle banche al fondo di garanzia che, al 3 giugno, sono divenute 495.000 per oltre 23 miliardi di finanziamenti richiesti. Quelle fino a 25.000 euro sono 450.000 domande per oltre 9 miliardi di euro di finanziamenti richiesti. Il mercato dell'auto riparte dall'usato, anche se con tutte le incertezze dovute all'emergenza sanitaria da Covid-19. Secondo quanto rende noto l'ACI, i passaggi di proprietà delle autovetture al netto dei trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale hanno dato segnali di ripresa rispetto ai mesi di lockdown. Le perdite si sono contenute al 23,3% come media giornaliera. Per ogni 100 autovetture nuove ne sono state vendute 190 usate nel mese di maggio e 181 nel periodo gennaio-maggio. Alstom e Snam hanno firmato un accordo quinquennale per sviluppare i treni a idrogeno in Italia. L'intesa, dopo una prima fase dedicata agli studi di fattibilità che si concluderà in autunno, ha l'obiettivo di realizzare, già ad inizio del 2021, progetti di mobilità ferroviaria comprensivi sia dei treni alimentati ad idrogeno sia dell'infrastruttura tecnologica necessaria all'approvvigionamento, oltre che dei servizi di gestione e manutenzione dei mezzi. Alstom si occuperà della fornitura e della manutenzione dei treni a idrogeno di nuova realizzazione o convertiti, mentre Snam lavorerà allo sviluppo delle infrastrutture per la produzione, il trasporto e il rifornimento. Via libera dall'Assemblea degli azionisti di Infocamere al bilancio relativo all'esercizio 2019 che si è chiuso con un valore della produzione di 109,8 milioni di euro, in aumento rispetto ai 96,9 milioni del 2018 e un risultato netto positivo di 106 mila euro. Per il presidente Lorenzo Tagliavanti, la trasformazione digitale vede le camere di commercio e la loro società consortile al centro dello snodo fondamentale tra imprese e pubblica amministrazione e anche nel 2019 Infocamere ha interpretato il proprio ruolo di facilitatore e semplificatore di questo rapporto, mantenendo elevata la qualità dei propri servizi e sviluppandone di nuovi per sostenere l'azione dei propri soci.